qua. Finalmente affollato lo studio, abbiamo con noi, come vi abbiamo anticipato, il Leali Arcobaleno. Ciao Paolo, ben arrivato intanto e bentornati, no? Sì, con piacere, è la terza volta che ci vediamo ti portiamo fortuna, dai. Portiamo fortuna alla trasmissione e speriamo tutto il movimento della pallavolo. Come sempre parleremo con le ali nella terza parte, ma tenetevi pronti perché abbiamo anche due bellissimi ospiti qui vicino accanto a me. Buonasera ragazze, siete comode lì? Scomode? Come va? Comode, benissimo, sono comodissime, eccole qua, quindi siamo a posto. Bene, dicevo che volevo parlare di allenatori, caro Daniele Rampazzo, se no cosa ti ho invitato qua a fare? Perché si parla sempre, no, di investire nei giovani, il vivaio, bisogna formare i dirigenti, ma questi allenatori giovani devono per forza essere gli ex giocatori o è giusto iniziare a prendere qualcuno anche che magari in giovane età, che magari gioca ancora piuttosto che fa altre attività, ma cominciare a formarlo fin da giovane? Ma credo che le due soluzioni possano essere valide tutte e due. Quello che è importante negli allenatori giovani è che devono avere, secondo me, il sostegno della società, perché si sa che quando si è giovani si sbaglia molto. Se io mi guardo alle spalle, vedo l'immenso numero di errori che ho fatto, ecco. E avere delle società che hanno fiducia in te, hanno fiducia nel tuo programma, nei tuoi progetti, è fondamentale. Dopo l'allenatore giovane deve dedicarsi, sapere essere meno presuntuoso o poco presuntuoso, molta umiltà e sapere che tu inizi ad allenare ed è il primo step di una scala che non ha una fine. Poi c'è chi ha la fortuna di arrivare, di non arrivare, ma non è quello che fa la differenza tra l'allenatore bravo e l'allenatore non bravo. Tante volte si aprono delle porte, certe si chiudono. Certo. Insomma, ci sono dei momenti della vita. Colpi di fortuna, voglio dire, ci possono essere mille storie. Certo. Non è quello che fa la differenza. Quello che fa la differenza è proprio tu come persona, se porti una tua professionalità all'interno della società e se la società dà a te altrettanto. Tu hai avuto la fortuna di trovare società pazienti quando eri giovane? Io ho avuto la mia fortuna di aver trovato delle società che mi hanno sostenuto sempre, delle atlete. E quando si parla di atlete giovani, anche dei genitori, che è una roba molto importante. Non dico negli atleti adulti, perché se chiedo a Valerio, lui dei genitori, giustamente. Però quando parli di giovani devi parlare anche di genitori. È strano, perché qualche under... qualche under, sì. Però ecco, si fa ancora accompagnare dal papà, cioè, credimi, ma non... Sì, però ecco, quando si parla di giovani si parla anche di... È un altro sport. Allenare i giovani non è come allenare dei senior, e quindi ci sono altre peculiarità. I genitori sono una di queste. Valerio, dicevamo, abbiamo detto tante volte in questa settimana che una società come Padova ha quasi l'obbligo di fare, no? Questi passaggi che avete fatto voi quest'anno, investendo sui giovani sia a livello tecnico, perché parliamo anche di settore giovanile chiaramente, no? Dove ci sono ragazzi, allenatori giovani di età proprio. Certo, no, io credo sia un nostro... Io credo che la nostra società abbia... ormai sia storica e abbia delle conoscenze specifiche in ambito sia giovanile sia di alto livello che vale assolutamente la pena di valorizzare, e quindi creare le risorse all'interno della società secondo me diventa una cosa imprescindibile, per cui quest'anno noi abbiamo puntato su una serie di allenatori giovani che conoscono già, diciamo, la nostra filosofia, il nostro modo di lavorare, e vogliamo fare questa esperienza perché riteniamo abbiano le caratteristiche per diventare poi allenatori un giorno. Agganciandomi a quello che ha detto Daniele, prima di tutto ci deve essere la passione, la voglia e in seconda battuta, ma proprio a un'incollatura di distanza, la voglia di apprendere, di imparare e di capire che non si è mai arrivati, non si è mai imparato a sufficienza in questo ambito. Io credo che una delle cose che fa la differenza per un allenatore è proprio quella di voler sempre mettersi in discussione, voler sempre cercare di fare qualcosa di nuovo, anche perché secondo me è più stimolante, insomma. Ecco, voi avete anche la fortuna, tu Daniele, Gigi Schiavone, insomma, tutti Barbiero, tutti questi coach che fanno anche tanti corsi, no, di aggiornamento a tutti gli allenatori del Veneto. Com'è il numero? È in aumento? C'è difficoltà? Valerio, come stai percependo il movimento degli allenatori nel Veneto in questo momento? Tu che hai un polso della situazione.
a dirtelo in maniera accurata, probabilmente non sono in grado di dirtelo. La mia sensazione è che comunque in Veneto ci sia gente molto preparata, perché c'è ormai una grossissima tradizione di pallavolo, e quindi anche l'ambiente allenatore è un ambiente che comunque è un ambiente fiorente, diciamo. Giovani allenatori non è facile trovarne però, perché per esempio noi quando siamo andati anche in passato, magari lo scorso anno, alla ricerca di allenatori per il nostro settore giovanile, non è stato semplicissimo trovarli. Pur essendo pallavolo Padova, voglio dire. Esatto, quindi diciamo che c'è sicuramente una grossa conoscenza, una grossa esperienza. Va aumentato un po' la base forse. Sì, però la base secondo me qualcosa in più bisognerebbe fare. Ci sono dei corsi però che partono tra non molto, quindi vogliamo lanciare anche uno spot, tu che sei comunque uomo di pallavolo, no? No, nessuno spot. No, perché Chi uno vuole, non viene. deve venire perché vede un messaggio. Allora, Davide Pettenello, scusa ti interrompo, mercoledì scorso ha detto che ai corsi arbitri possono partecipare anche quelli che non capiscono niente di pallavolo, scatenando l'ilarità dello studio. O forse no. Io e te possiamo andare allora. Assolutamente, infatti ci siamo iscritti subito. L'identikit invece dell'allenatore quale deve essere? Beh, te l'hanno detto loro prima, insomma. Intanto, secondo me, non è neanche così semplice che uno determini se è in grado o meno di trasmettere qualcosa. E questo secondo me non vale solo per l'allenatore, vale per qualsiasi attività che fai durante il giorno. Se ti senti questa predisposizione, ecco che allora valgono le regole che hanno detto loro, e parliamo di gente che ne ha fatta. Ci vuole però il germe dentro. C'è poco da fare, che non è quello di pretendere di dare, è quello mi metto a disposizione. Uno che secondo me potrebbe, per la passione che ha e per la voglia che mette in campo a 32 anni, è Andrea Garghella. L'abbiamo sentito nella pillola iniziale della scheda, sentiamo il suo contributo dopo la partita di domenica con Molfetta. Prego la regia. Andrea Garghella, finalmente è arrivata questa vittoria che avete tanto rincorso. Sì, finalmente è arrivata. Le prime 4 partite, come tutti sappiamo, erano molto difficili già sulla carta. Questa era la prima delle partite abbordabili per noi, è andata benissimo, quindi siamo contentissimi. Gioco forza forse è stata l'impostazione del gioco, il fatto che comunque non avete perso mai la testa, azione su azione. Sì, stasera siamo stati abbastanza concentrati per tutta la durata del match. Siamo stati anche bravi a sfruttare i loro momenti un po' di calo, lì non abbiamo mai abbassato l'attenzione, anzi ne abbiamo approfittato per andare più avanti possibile nel punteggio. Oggi Padova cosa può fare, dove può arrivare? Guardiamo partita dopo partita, questa è la prima delle partite per noi abbordabili, è andata benissimo, adesso penseremo a Città di Castello la settimana prossima e via così dicendo. Qual è stato il valore aggiunto in questo match? Beh, un po' tutti, abbiamo giocato tutti bene, molto di squadra, non c'è stato un super giocatore e nessun cattivo giocatore, è un bel sistema di squadra oggi. Prima ti dicevo fuori dai microfoni, farmi da spalla nella telecronaca c'era Gigi Schiavon, una persona che tu conosci molto bene. A un certo punto ha detto: ragazzi, se state guardando la partita in questo momento e volete capire quante varietà di colpi ci sono in attacco, guardate Andrea Garghella. Grazie del complimento. Beh, dove non può il fisico bisogna sopperire in qualche maniera, quindi cambiare un po' di colpi, cercare altezze diverse, è andata bene, dai. Se va sempre così va benissimo. Benissimissimo. Diego, un paio di mani fuori per rimanere, veramente li abbiamo applauditi anche noi, no? Guarda, ascoltando Garghella adesso mi sono venute in mente 2 cose. Uno, faceva riferimento al primo set e a come si sono ripresi. Se c'è una caratteristica di questa squadra che ha fatto sì che poi uscisse dal campo sempre tra gli applausi anche nel filotto negativo iniziale, è proprio quella che comunque si ha l'impressione di una squadra che ci sta sulla partita, non molla, anche quando è inferiore all'avversario come nelle precedenti partite. Qui nel primo set rischiavi veramente il patatrack perché l'hai perso dopo che lo stavi conducendo, e invece la squadra è rimasta lì concentrata e ha saputo risollevarsi. E l'altra cosa, parlando sempre con Andrea, gli chiedevo a fine partita: ma come stai vivendo questo momento? Nel senso, tu comunque sì, disponibile a partire dalla panchina, disponibile. E lui diceva giustamente: ma è giusto puntare sui giovani proprio per la natura di questa società, poi di questa squadra, di come è costruita. Poi io sono qui se serve a dare una mano. Domenica si è vista alla grande, c'erano problemi in ricezione che col suo ingresso ha risolto dando stabilità. Adesso magari Valerio confermerà. Scusa Diego, ma io speravo che non venisse, speravo che non venisse, purtroppo c'è anche stasera.
Sta arrivando il pinguino, Ubi Maior, scusa, sì, il no, resto. t'ho interrotto. No, semplicemente appunto per dire, sì, c'erano problemi che appunto tra i vari cambi insomma rimanevano. Gozzo, Milan, sì, stanno... che hanno fatto benissimo comunque Certo. quando sono intervenuti nelle precedenti partite. Lui è entrato dalla panchina Ha dato senza fare, il non giusto è certo equilibrio. appunto, non è il tipo che fa storie, ma anzi è il tipo pronto a mettersi a disposizione degli altri, ha dato equilibrio e ha anche sfoderato quei colpi in attacco che abbiamo 7-8 apprezzato. punti, credo. Sì. Tra l'altro, Valerio, ormai lo diamo per scontato perché purtroppo Mattia Rosso è fuori da inizio campionato, ma questa squadra è senza il proprio capitano, quindi voglio dire, no? Intanto come sta? Prima, questa è la domanda che ormai si ripete da settimane, però mi auguro che ormai le risposte siano più positive delle settimane scorse, no? E poi quanto sta mancando a questa squadra? Beh, allora, come sta? Sta lentamente migliorando, lui ha avuto un infortunio ai muscoli addominali che sono un distretto muscolare molto delicato, per cui richiede parecchio tempo per riuscire a recuperare in maniera ottimale, per scongiurare recidive. Quindi adesso questa settimana ha ripreso ad allenarsi quasi a ritmo del resto del gruppo, vediamo se potrà essere a disposizione domenica. Dal punto di vista tecnico manca molto perché è una mano pesante, sicuramente, che ci è mancata senza volerlo nascondere in questo periodo, ma secondo me manca ancora di più come guida all'interno del gruppo, in campo, nel senso che è uno dei pochissimi giocatori, perché poi alla fine non dimentichiamoci che questa squadra è vero che è molto giovane, ma soprattutto non ha esperienza del campionato di A1, nel senso che lui ci ha già giocato in A1, Andrea Gargella ha giocato da libero, e poi forse qualche comparsata Giannotti a suo tempo, però non c'è nessuno che ha esperienza del Anche campionato perché, di Valerio, A1. scusa ti interrompo, ma si è sempre detto, e qui chiedo anche l'aiuto di Diego ancora, che a questa squadra comunque mancherebbe, a prescindere da Mattia Rosso, un altro giocatore che doveva arrivare, che poi per vari motivi non è arrivato. Massimo Tomalino ci ha svelato mercoledì scorso che avevate quasi preso Maga Tutia, non voglio sbagliare il nome, questo giocatore americano che poi all'ultimo momento ha deciso di andare a giocare in Cina, dove evidentemente guadagna di più, e quindi già ve ne manca uno, quindi ve ne mancano due. Ecco, questo va detto perché altrimenti si corre il rischio, no, di dare per scontate delle cose. Sì, diciamo che la nostra idea era quella di riuscire ad affiancare un giocatore a Mattia che potesse avere determinate caratteristiche sia in attacco sia in ricezione. L'acquisizione di Quiroga invece era più a lungo termine, diciamo, però insomma poi alla fine il mercato non ha offerto opportunità che valesse in la linea pena. con la filosofia e con le casse societarie. Certo. Sì, ma a parte il discorso economico, anche che sia in linea, diciamo, con la filosofia della squadra che vorremmo cercare di costruire, che non è finalizzata solo a quest'anno, ma è finalizzata a lungo termine, perché essendo una squadra così giovane noi vogliamo puntare a lungo termine, insomma abbiamo abbracciato il progetto della Superlega proprio per questo motivo, cioè il fatto che non ci siano retrocessioni, che si possa fare dei progetti a lungo termine, l'abbiamo abbracciato e quindi abbiamo cercato di strutturare una squadra che abbia possibilità di togliersi delle soddisfazioni da qui a qualche anno a questa parte. A proposito di argentini, domenica c'era un argentino famoso al Palla Fabris, Ugo Conte, giocatore degli anni 80-90, ha giocato per tantissimi anni fuori classe assoluto, ex allenatore, papà di Facundo Conte, giocatore che ora gioca in Polonia. Abbiamo sentito le sue impressioni sulla Superlega e sul campionato italiano. Prego la regia. Ugo Conte, due argentini in campo, Santiago Orduna e Gonzalo Quiroga, che lo zio ha giocato con te per tanti anni, no? Lo zio e lo fratello, il padre, ho giocato con tutta la famiglia Quiroga, sì, sono molto contento che Gonzalo sia venuto qua, perché questa è sicuramente una città e una squadra con molta tradizione, quindi stanno riformando tutta la società nel senso di squadra, quindi pensando in futuro Gonzalo a 21 anni credo che ha fatto una scelta buonissima. Ascolta, ai tuoi tempi giocavi con Valdo Cantor, palleggiatore, palle spinte, Orduna un po' lo ricorda, no? Palle molto veloci, certe caratteristiche sono simili. Sì, certo, Santiago è un giocatore che le piace molto la velocità, un giocatore adatto giustamente per questo tipo di gioco, ha molta esperienza, ha giocato pure in nazionale, mondiale, quindi un giocatore che anche per questo momento, per la squadra che ha rifondato Padova in A1, penso che sia una ottima scelta. Ti devo chiedere di Facundo, tuo figlio, che sta facendo bene in Polonia. Sì, sta facendo molto bene anche lì con un altro
palleggiatore eccellente che è Nicolà Suliarde. Stanno facendo molto bene, sono primi in classifica nel campionato, hanno vinto già anche in Champion. Loro questo anno hanno vinto l'anno scorso il campionato, hanno rinforzato addirittura la squadra questo anno per puntare ovviamente alle Champion. E Ugo Conte cosa fa adesso per la pallavolo? Faccio il procuratore già da 2 anni, io non alleno più, mi manca da morire la palestra, però va bene così. E anche il commentatore in Argentina sia per il campionato sia per la nazionale, quindi viaggio molto spesso all'Argentina, magari ogni 2 mesi vado 15-20 giorni a fare queste partite. Daniele, ti piace il progetto della Superlega, il concetto di franchigie? Non abbiamo ancora parlato io e te. Sì, bisogna che ci siano società che lo sposino. Vuol dire, Valerio diceva che loro hanno sposato questo progetto e bisogna continuare, quindi se tu fai una squadra giovane perché ha un obiettivo a lungo termine, devi avere la pazienza perché l'obiettivo è a lungo termine, quindi ci sta che perdi 4, 5, 6, 7 partite, poi chissà perché quando tu sei una neopromossa le prime 4 partite ti danno sempre 4 squadroni, a tutti i livelli tu parti sempre che le prime 4 partite c'hai 0 punti e poi inizi a ingranare. Forse dicono meglio perdere prima, tanto prima le perdi. Sì. Ecco, bisogna che la società lo sposi. Se la società e l'ambiente lo sposa, sono d'accordissimo. Stefano, mi pare che Padova l'abbia beccata in pieno, no? Questa qui. A differenza di altre società, ne parlavamo, non so, ha fatto un po' specie Milano che è corsa ai ripari sul mercato prendendo un giocatore, Peter Veres, che ha 35 anni. Adesso non vogliamo criticare nessuno, ma semplicemente dare dei dati di fatto. Ecco, Padova... Penso che qualche procuratore abbia proposto più di qualche ultratrentenne a Santuzza, credo che sia stato anche rimandato al mittente, proprio perché cozza un po', no, con la filosofia. Pare che Padova, prima che ci fosse l'idea della Superlega, aveva già iniziato da tempo un progetto del genere. L'anno scorso è scoppiato il risultato della promozione, perché anche se era forse un po' pianificato, ma forse nessuno ci credeva neanche lì all'inizio, ma si era già partiti con il valorizzare parecchi giovani. Io non lo vedo finalizzato solo a una prima squadra, il concetto delle franchigie sarebbe da valutare bene se la Lega lo sta monitorando, non solo per quello che fai all'interno del palazzetto Resta Pallavolo, ma se dietro una prima squadra c'è una struttura che ha tutto un seguito dietro. E che è uno dei paletti che è stato messo, se non sbaglio. Io spero che venga verificato, perché non mi pare di vedere grosse piazze che stanno lavorando come sta lavorando Padova sul settore giovanile, o tanti che incominciano già, facciamo qualche convenzione in giro pur di fare le cose. Speriamo che non sia come al solito all'italiana, di fare le cose a metà pur di farsi vedere che si è fatto qualcosa, insomma. Tra l'altro vi anticipo perché tra 2 settimane, esattamente mercoledì 26 novembre, avremo ospite qui in studio, una puntata assolutamente straordinaria, Massimo Righi, ovvero l'amministratore delegato della Lega Pallavolo, a cui potremo sicuramente chiedere queste cose, proprio perché i paletti, diciamo, i requisiti minimi da rispettare quest'anno per la Superlega sono molti, pubblico, bilanci, ma soprattutto anche settore giovanile, quindi è importante che se ci sono delle regole, no Diego, poi vengano rispettate. Parliamo un attimo di San Sepolcro di domenica, perché adesso c'è San Sepolcro e poi c'è Milano. Uno guarda la classifica e comincia a dire adesso abbiamo più punti di San Sepolcro, abbiamo più punti di Milano, per cui il rischio qual è? Il rischio è quello che abbiamo detto comunque da subito, anche parlando di Molfetta. Comunque siamo di fronte a squadre che non hanno appunto il blasone e i giocatori da autografi di cui parlavi prima, i vari Vettorio, Atanasevic, ma comunque squadre che sulla carta non hanno nulla, sulla carta almeno, nulla meno di Montagnani, e c'è un certo Montagnani che conosciamo bene, tra l'altro reduce dall'esperienza a Osaka, appunto in Giappone, e sarà curioso anche rivederlo, insomma, sapere. Ci sarà, ahimè, anche il Pinguino che vediamo che sta scalpitando. Come la state preparando, Valerio, questa partita? Con grande attenzione? Come sempre cerchiamo di metterci il massimo impegno, la massima attenzione su tutte le cose che facciamo. Sarà sicuramente una partita complicata. Sono giovani anche loro, no? Dicevamo prima. Sì, anche loro hanno una squadra mediamente abbastanza giovane, sicuramente con più esperienza della nostra, perché tranne il palleggiatore che è Corvetta, gli altri giocatori sono mediamente giovani, insomma, anche se sicuramente con più esperienza rispetto ai nostri giovani. È
È una squadra sicuramente che è partita così così, però hanno fatto dei grossi investimenti loro in termini di giocatori, prendendo anche giocatori con un certo costo, insomma. Però il campionato è ancora molto giovane, per cui è un po' difficile riuscire, cioè in questo momento sembra chiaramente un campionato a 2 velocità, no? Però insomma credo che bisognerà aspettare un altro po' di tempo per riuscire a capire la qualità del nostro campionato e in generale la qualità del campionato di quest'anno. Stefano, te lo aspettavi un po' forse era un po' prevedibile, no? Che ci fossero due fasce tra chi ha investito moltissimo e chi invece magari un po' di meno. Si sta un po' delineando questa cosa, era un po' inevitabile forse. Se guardi la classifica dall'appassionato che va a vedere le partite ci sta. E magari noi un po' addetti ai lavori lo vediamo con l'ottica del costruire, per cui non ci accorgiamo del primo, dell'ultimo, del secondo, del terzo. E con Valerio ci scambiamo ogni tanto dei messaggi eccetera, magari io sono sempre quello più stupido perché mando dei messaggi positivi quando gli altri dicono che la partita è andata male eccetera, per cui sarà per quello non faccio più il presidente. O controcorrente magari, chiamiamoli così. Però loro sanno il tipo di lavoro che devono fare, giustamente lui dice, caspita, prima, dopo 3 partite come fai a sapere la mia ma anche le altre cosa possono dare, andiamo a regime magari a girone di ritorno, là capiamo cosa e come. E la capiamo se ci stiamo bene in una Superlega oppure no, perché franchigia o non franchigia può darsi che uno non c'entri niente di starci su questo mondo, insomma, ma lo capisce prima il tecnico e tutto il movimento. Come diceva Daniele, l'importante è che questi progetti siano determinati e pianificati bene, tutti insieme, dirigenti, allenatori, eccetera, presentati bene i giocatori, l'allenatore che sappia bene cosa ha in mano e cosa gli viene chiesto dalla società ed è il primo a dire guarda che questa gente qua io potrei o non potrei fare, e dopo che tutti remino insieme sia nel gioire ma sia, non dico nel piangere, ma nelle difficoltà. Ecco, credo che difficoltà o nelle sconfitte che ci possono stare, sì, cioè, ci stanno, assolutamente. Magari lui può essere incazzato perché tutto il pubblico ha applaudito quando sono andati fuori da Modena e dice sì, mi ha fatto una partita che non c'entrava niente, però il pubblico era contento, cioè, non importa, lui sa. La società sa, siccome non deve neanche troppo demoralizzarsi, eccetera. La difficoltà è quella che ognuno deve stare al suo posto. Ecco, io credo che una delle cose belle di questa società sia stato che, e forse per questo il pubblico capisce, perché è stato dichiarato apertamente, no? Cioè non ci sono stati giri di parole, non si è voluto prendere in giro nessuno, è stato dichiarato fino all'inizio questa cosa e quindi questo sicuramente rende le cose più facili. Tu quando è che torni a allenare, caro Daniele Rampazzo, prima di andare in fascia pubblicitaria? Si aspettava questa domanda, chissà che me lo chieda. No, perché allora, lui viene qua ogni tanto, lo invitiamo, no? Poi si dimentica, poi viene, poi ti manda il messaggio, poi ti risponde quando vuole lui. Allora, voglio vederti in panchina, voglio vedere ancora un po' di movimento. Con la barba bianca. Con la barba bianca, senza capelli, ma da un pezzo. Non lo so, non lo so. Non hai voglia di tornare a allenare, te la metto così allora. No, è che faccio fatica, devono verificarsi alcune situazioni che faccio fatica a trovare in giro. No, non è a zero. No, non è a zero. No, non è un problema di numeri. No, beh, voi sapete benissimo quali sono i miei problemi, che ho lavorativamente parlando, ho fatto delle scelte a suo tempo. La seguo. Io domenica ero a vedere una partita di Serie A e parlando di giovani, vorrei dirvi questo, che Busto Arsizio a Conegliano perdeva 2-1 e a un certo punto ha deciso di togliere la straniera, una tal Avelkova, che non è l'ultima arrivata, e ha messo dentro una ragazzina del 96. 96. Ha vinto il quarto set, ha vinto il tie break. 7 su 14, 0 errori. Questo per me è lavorare con i giovani. Questo ti piacerebbe allora? Da morire. Quindi ti piacerebbe che ci fosse una Tonazzo Padova al femminile? No, sì, no, ma parliamo con Cremonese, magari no, non è un problema di categoria. Non è un problema di categoria. Capito, voglio dire, un progetto di questo tipo. I progetti vanno sposati, cioè quando dico che un progetto va sposato, la società deve sostenere. È andata bene all'allenatore, deve avere fiducia nella ragazza, però il 96 poteva andare male. Certo. E va sostenuta la ragazza e l'allenatore, tutto il sistema. Questo io lo apprezzo. Bene. Io mi fermo qui perché dopo questa affermazione, caro Stefano... No, ma dobbiamo tornare nella terza parte oppure... No, possiamo andare via, lasciamo il pinguino, guarda, che è lì che scalpita, che vuole entrare. Bene, terza parte chiaramente dedicata soprattutto alle ali arcobaleno e, ahimè, anche al pinguino che sta arrivando, ma attenzione alla sorpresa di Fabio Cremonese, tra poco.